Quindi siamo pronti per passare al prossimo ospite, pronta a salire sul palco, Valentina Boni, calciatrice della Fimauto Valpolicella, che verrà intervistata da Lorenzo Gentilini, sempre di Fuori Aula Network, e inviterei anche a fare il suo saluto il professor Federico Schiena, presidente del comitato sport Ateneo e presidente anche del Dipartimento di Scienze Motorie. Anche due parole alla professore su questa iniziativa e dopo partiamo con l'intervista. Un applauso, grazie. Ma non c'è. Allora, questa iniziativa veramente breve è come dire, portare lo sport universitario al centro dell'università. In qualche modo Chiostro San Francesco è per tutta l'Università di Verona il cuore dell'università, tutti passano di qua per iscriversi e quindi è importante che dentro al cuore dell'università ci fosse anche lo sport, e esserci riusciti quest'anno è stato veramente un grandissimo successo e un punto di partenza. Il Comitato Sport Ateneo, che rappresenta un po' la parte organizzativa accademica di quello che poi il CUS realizza dal punto di vista delle iniziative, è veramente intenzionato a dare un impulso, penso che l'avrete capito anche dalle parole del magnifico rettore, alle attività sportive. Quindi per noi questo è un punto di partenza, un primo momento da sviluppare per incrementare le attività sportive rivolte a tutti gli studenti, a tutti i dipendenti dell'università, a tutti coloro che pensano di poter aggiungere alla loro esperienza di studio anche l'esperienza sportiva. Avrete qui dentro un sacco di proposte lungo il dialetto, ci sono tutte le nostre proposte di sport di Ateneo, e per ultima cosa vorrei ringraziare gli ospiti che state intervistando, oltre che ringraziare Fuori Aula Network per il supporto a questa iniziativa, perché anche una testimonianza importante della situazione di Matteo. Non voglio togliere niente a Valentina, Matteo è uno studente di scienze motorie, quindi in qualche modo lo sento molto vicino. Prima di venire qua è venuto a discutere della tesi e quindi è un bel modo per testimoniare che si può essere atleti e anche studenti con grande successo. Ringrazio intanto quelli che sono stati presenti e anche chi ha dato una mano nell'organizzare, tutti i collaboratori di scienze motorie del CUS e l'ufficio stampa e l'ufficio comunicazione di Ateneo. Adesso ancora la parola per lo sport. Prego. Stasera qui in compagnia per Universo Sport abbiamo Valentina Boni, centrocampista della Fimauto Valpolicella. Ciao Valentina, come stai? Ti piace l'università? Ciao a tutti, sì, è una bellissima iniziativa sicuramente. Bene, partiamo subito con l'intervista. Allora, lo sport del calcio è molto seguito a livello maschile in Italia, a livello femminile un pochino meno. Come lo vedete voi calciatrici questo confronto? Lo sentite molto? Insomma, non vi fa molti problemi? Sicuramente dispiace perché l'Italia è una delle nazioni più indietro per quanto riguarda il calcio femminile e tante nazioni europee sono molto più avanti in questo. E non è che dispiace il confronto, dispiace che sicuramente l'impegno e i sacrifici sono uguali a quelli dei maschi, però non siamo riconosciute come loro, insomma neanche il millesimo di quello che sono loro. Sì, è un peccato proprio che ci sia poco seguito sia a livello mediatico, quindi TV, ma anche proprio a livello di tifoserie allo stadio. Sì, tra parentesi noi abbiamo una tifoseria fantastica che è Valpolicella, che è una cosa bellissima che ci seguono ovunque. È ovvio che non essendoci informazione per quanto riguarda i media la gente non viene a vederci. Domanda per quanto riguarda la tua carriera, hai avuto un grande passato nel Bardolino, tra l'altro hai segnato 3 gol decisivi nelle Supercoppe che hanno portato alla vittoria finale. Cosa puoi dirci della tua esperienza nel Bardolino, una delle squadre più forti in Italia sia storicamente che nel presente?
Sicuramente l'esperienza calcistica è importantissima e anche di vita. Barbolino è l'unica squadra che è arrivata in semifinale della Champions League, abbiamo giocato a Pentevodi con 14.000 spettatori, quindi penso che sia stato un traguardo importantissimo. L'esperienza, abbiamo vinto tutto, quindi è difficile descriverla. Penso che ogni bambino o bambina che inizia a giocare a calcio abbia questo sogno. Io sono riuscita a realizzarlo grazie al Barbolino e a tutte le giocatrici che ne hanno fatto parte, quindi è un'esperienza che sicuramente in tanti invidiano. Sì, è bello vedere come il calcio a Verona sia comunque molto sentito sia a livello maschile che femminile. Abbiamo 2 squadre in Serie A, Chievo e Hellas per quanto riguarda i ragazzi, ma anche il Barbolino in Serie A, e una stagione in Serie A l'ha fatta anche il Valpolicella. Sì, a Verona c'è sempre stata comunque delle buone squadre, il Valpolicella quest'anno in B, ma sicuramente presto tornerà in A. Questo è l'obiettivo è di crescere con calma ma in maniera costante e duratura. Terzi in classifica, 2 pareggi e 1 vittoria, quindi insomma l'inizio buono c'è. Sicuramente si può far meglio, si può sempre fare meglio, però è un buon inizio e dobbiamo continuare così e andare verso il nostro obiettivo. Non lo nascondo, per me, per quanto mi riguarda, sono convinta per tutta la squadra, è la promozione in A. Tra l'altro tu sei una centrocampista che segna tantissimo, hai quasi una media di un gol ogni 2 partite e quindi hai questa attitudine offensiva che ti porta a fare sia da filtro tra centrocampo e attacco, ma anche a segnare tanti gol. Sicuramente chiunque segni non è importante per se stesso ma è importante per la squadra. Io fortunatamente gioco tra le linee, quindi magari è più facile trovare gli spazi e essere libera per andare in porta. Sì, ruolo importantissimo come quello del centrocampo, forse fondamentale, perno tra difesa e centrocampo. E domanda più generica del calcio, anche legato all'educazione. Ci vedono molti episodi brutti nelle tifoserie. Lo sport, quanto è importante anche per l'educazione, soprattutto nei settori giovanili? È tantissimo importante sicuramente, anche se l'esempio del calcio maschile non è sicuramente un bel esempio secondo me, perché i bambini, i ragazzini comunque crescono guardando i calciatori come idoli, come persone da aiutare e ce ne sono tantissimi che non si comportano bene in campo e magari anche fuori. Dovrebbero avere più consapevolezza di quello che sono quei bimbi. Esatto, anche perché essendo così importante a livello mediatico dovrebbero ottenere un certo tenore di vita che molti giocatori non hanno purtroppo. Curiosando su internet ho visto che te sei una gran fan di Roberto Baggio, grandissimo giocatore, addirittura la fascetta di capitano è quella di Baggio quando giocava nel Brescia, quindi le ultime stagioni che ha fatto. Sì, è sempre stato il mio idolo quando ero bambina, perché ho 6-7 anni e sono cresciuta guardando il suo videocassette su DVD e per me lui è stato un esempio come calciatore ma anche soprattutto come persona, perché anche quello mi piace tanto di lui, molto sempre umile, sempre tranquillo. Sicuramente un esempio di vita e tra l'altro ricordiamo che Baggio insieme a Paolo Rossi e Cannavaro, gli unici 3 palloni d'oro italiani. Alla fine cosa ti ha insegnato veramente lo sport in tanti anni di carriera? Lo sport è importantissimo a livello umano perché insegna, io posso parlare del calcio, insegna il sacrificio, il gioco di squadra, comunque collaborare con i compagni, quindi con altre persone e lottare tutti insieme per lo stesso obiettivo, avere il rispetto dell'avversario, degli arbitri e insegna tanti valori lo sport, sicuramente è una cosa importante per la vita. E sicuramente il calcio femminile insegna qualcosa di più di quello del maschile proprio a livello di esempio, credo. Lo spogliatoio del Valpolicella com'è? Affiatato, cariche per la lotta a promozione quest'anno? È caldissimo e il Valpolicella, il secondo anno che sono lì non ho mai trovato una squadra che abbia un gruppo così unito in campo e fuori, cioè proprio è una cosa bellissima da vivere, quindi è un evento più anche per quando si gioca, perché
se si lotta tutti insieme è più facile raggiungere l'obiettivo. Tra l'altro, se non sbaglio, in campionato avete il derby con non il Bardolino che è in Serie A, ma il Verona, giusto? Monzecane Verona. È sentito questo derby dalle tifoserie e anche dai giocatori in campo, da veronesi, insomma? Ma sì, tutti parlano del derby, io sinceramente parlo personalmente, una partita come le altre, insomma, le squadre sono sempre le stesse, se sono squadre della stessa città a me non cambia, io voglio vincere con la prima, con l'ultima, con quella che fa parte della mia città, con qualsiasi squadra. Io personalmente non lo sento, magari sia una partita un po' più fa un po' più. In chiusura, ultima domanda sul Bardolino, come lo vedi quest'anno a livello di campionato? Si è rinforzato tanto e sicuramente lotta per lo scudetto. Quest'anno in Serie A le squadre sono cambiate, nel senso che tanti giocatori ci sono spostati, quindi c'è più la squadra quella fortissima che comunque vince sempre, quindi sarà sicuramente un campionato più equilibrato. Sì, altre favorite oltre al Bardolino per la lotta scudetto quali potrebbero essere? Sicuramente Brescia. Tra l'altro tu hai giocato 3 stagioni, una squadra insomma abbastanza di rilievo sia a livello maschile ma anche a livello femminile, forse più a livello femminile. Sì, da qualche anno sì, sicuramente. C'è il Brescia, c'è il Tavagnacco, poi c'è la Roma che sta facendo bene, comunque sono 4-5 squadre come sempre che lottano per lo scudetto. E a livello giovanile, il calcio femminile qui a Verona come hai visto? C'è un grosso bacino di utenti o poche iscrizioni in generale? Non so. Sinceramente non sono informata benissimo su questa cosa perché non è che mi piace seguire tanto il calcio di gioco, il maschile proprio zero, il femminile lo conosco per quello che posso. Sì, intendevo proprio a livello femminile com'è la situazione a livello giovanile qui a Verona. Ma ad esempio noi abbiamo iniziato una collaborazione col Chievo per quanto riguarda il livello giovanile, quindi speriamo di crescere e di far crescere tante ragazzine, di dargli la possibilità di crescere perché comunque non è facile. Speriamo anche che prenda più visibilità proprio a livello nazionale e internazionale il calcio femminile. Grazie Valentina, un applauso. Grazie Lorenzo, e come in precedenza per Matteo Trentini invito il pubblico a fare le sue domande, se qualcuno ha qualche curiosità per Valentina, qualche domanda. Allora la faccio io, una domanda che si collega un attimo all'attualità, visto che abbiamo un nuovo presidente federale Tavecchio. Già vedo una faccia perplessa, ma almeno nel suo programma, secondo quanto annunciato ai mezzi di informazione e quant'altro, si propone anche di dare un attimo un impulso al calcio femminile, ha detto promuoviamo le squadre femminili anche per i club di Serie A. Secondo te questa proposta è realizzabile e secondo te andrà in porto qualcosa e il movimento del calcio femminile ne trarrà vantaggio oppure saranno tutte parole al vento? Io ho tantissimi anni che sento parlare di far crescere il calcio femminile, di magari affiliarlo a qualche società di Serie A maschile che a mio avviso a loro non costerebbe veramente niente e con pochissimo riuscirebbero a farci comunque fare dei campionati più belli anche noi, più seguiti, ma proprio seguiti a livello di stato, di tutto. Noi abbiamo iniziato fortunatamente questa collaborazione col Chievo, non sono solo parole, quindi speriamo che sia un inizio. Non so se le parole di quelli più in alto siano solo parole o diverranno fatti, speriamo. Lo speriamo tutti, e quindi ringrazierei Valentina, farei un applauso.